E quando Lorella e il coro mi hanno chiesto, veramente ho sentito dentro il cuore un messaggio di speranza, perché ci siete ancora, c'è ancora fede. Poi farlo stasera, che è la festa di San Pietro e Paolo, ricordiamo, ecco, che anche Don Maurizio farà 40 anni di sacerdozio, la festeggerà il 3, come è stato già detto, su una chiesa, quella stupenda chiesa dei Prevali, e io il 2 farò 54 anni di prete, la mia vecchiaia continua. Va bene? Ok. A voi il coro dico grazie dopo, perché Lorella, se vi dico grazie perdete i meriti, ma ve lo dico lo stesso. Va bene? E allora, come Gesù ci ha insegnato, cosa ha detto? Se richiediamo perdono. Però dato che siamo, dicevano per Slovensko, Tilda Klava, lasciamo che chieda perdono per noi il coro.
Su
ed è giusto che lasci la parola, povero Bruno, a Tiziana, perché ha fatto sul foglietto, che penso l'abbiate tutti, veramente una bella relazione su questa casa, perché il coro non è solo per cantare, ma anche per proporre una cultura. E a me ha molto colpito, e ti ringrazio Lorella, ma io ringrazio solo te, veramente perché avete capito che mantenendo la nostra identità è qui che facciamo fede. È qui, come diceva Daniele, che torniamo a incontrarci. E la più bella parola è un grazie. È quello che ha voluto fare il coro polifonico a nome di tutti, un dire grazie, che ci troviamo di nuovo. Però senza maschere siete più belle. Amen. Allora ascoltiamo un momentino e poi lasciamo giustamente la parola a Don Maurizio, che è responsabile della nostra comunità. Ecco, allora, nella mappa catastale del 1612 gli attuali spazi della casa parrocchiale erano parte della centa di Santa Maria. Situati di fronte alla facciata della chiesa c'erano il folador, dove si pigiavano le uve, ed appresso un'abitazione con al pian terreno la cucina, il canipa, scusate che non lo so bene, era il magazzino di una volta, e un solaio anch'esso abitato. L'apertura del folador, poi cantina, oggi cappella invernale, era costruita ad arco incorniciato in pietra, dove accanto ad una campana si trova ancora incisa l'iscrizione B 1546C. Sulla sinistra di tali edifici, in direzione nord-sud, si ergeva una casa, l'attuale canonica, molto grande per quei tempi, ed ospitava diversi inquilini. Tali edifici vengono segnalati anche nella mappa catastale del 1843 e classificati come fondi di casa e cortile del vicariato. Capriva diventa parrocchia nel 1853 ed in un secondo momento si procederà all'ampliamento degli spazi parrocchiali siti sull'attuale via Buonarroti. Essi di seguito verranno adibiti a scuola popolare e nel 1896, con la presenza in parrocchia del parroco Don Camuffo, si realizzerà la sede della prima cassa rurale del Friuli orientale. Durante la Prima Guerra Mondiale, i danni maggiori arrecati alla canonica sono dovuti all'occupazione militare, mentre il parroco del tempo, Monsignor Giuseppe Viola, come altri presuli del Goriziano, viene internato a Firenze. Nei primi anni '20 la canonica, ristrutturata, ha un pian terreno con atrio, un tinello ed una stanza da cui con una scala di legno si accede al primo piano, in una sala di lettura. Con il passare degli anni e il succedersi dei parroci, gli edifici parrocchiali sono stati ampliati, ammodernati, modificati, sempre tenendo presenti le necessità, anche pratiche, della comunità ecclesiale, della catechesi, dell'impegno missionario e socio-assistenziale, della Chiesa caprivese e delle esigenze delle associazioni paesane. Oggi la canonica e gli spazi annessi sono una casa aperta ed accogliente, aperta a tutte le genti. È abitata attualmente dal vicario cooperatore Don Ugo Bastiani, che è lo stesso autore di arredi ed oggetti sacri e profani provenienti da autori locali e dalle genti di Capriva, collezionati nel corso
dei suoi lunghi anni di sacerdozio. Dei diti e la predice? Questa è tutta storia. Allora mi chiedevo che senso, no, tutta questa storia e la cultura, no, nella solennità di Santi Pietro e Paolo. E pensando a questi due apostoli, tutti e due ebrei, ma molto diversi per cultura, no? Anzi potremmo dire San Pietro senza quasi cultura, sì, una cultura da pescatore, e Paolo invece con una cultura teologica, no? Profonda, dicono, come adesso no. Ecco, allora il riassunto, due persone di diversa cultura, no? San Pietro, la cultura di un pescatore, povero, non sapeva neanche scrivere, lui aveva come scrivano San Marco, no? E probabilmente quando gli hanno detto di firmare ha fatto una croce e da quella volta i vescovi fanno la croce. San Paolo invece è una cultura teologica, no? E dicono che sia stato lui il fondatore della Chiesa. Sì, Gesù ha chiamato i 12, ma tutte le chiese, l'evangelizzazione, la strutturazione l'ha fatta in gran parte San Paolo. Però, pur nella diversità della cultura, se messi insieme, e insieme andranno a Roma e saranno martirizzati, ecco che c'è una ricchezza particolare, richiamata anche oggi dal Papa riguardo i fratelli ortodossi dell'Oriente, che hanno come patrono Sant'Andrea, tra l'altro, e noi latini, no? Allora San Paolo e San Pietro, oggi è la loro festa, ci dicono di non aver paura della cultura, di non aver paura della diversità, di vivere come hanno vissuto loro, anche baruffando un poco la convivialità delle differenze. Ecco perché questo è che ravviva e dà vita nuova a quello che è il vissuto, che non può essere quello di 50 anni fa, di 100 anni fa, perché il mondo cambia e la Chiesa è sempre cambiata, ma deve sempre riattualizzarsi. E il fatto questa sera, per la prima volta dopo tanto tempo, no? Ecco, questa messa di ringraziamento, il polifonico, ci dice che comunque, anche in questo tempo difficile, che è un tempo di grazia, è il tempo che ci concede il Signore, noi dobbiamo non subire, direbbe Don Tonino Bello, non mordicchiare la vita, ma dobbiamo cantare la vita. Grazie. Ma le causa Ivan che mi ha detto, dai alla predica, io gli dico non la fase. Ma l'avete pensata tanti di voi, no? Comunque queste 4 parole veramente ben dette da Don Maurizio pensa siano penetrate dentro ciascuno di noi. Però la più bella predica l'ha fatta
Lorela, Tiziana e il coro che oggi hanno proposto questa messa, che la parola più bella è il grazie. Allora ringraziamo il Signore e chiediamogli questa sera in modo particolare di saper sempre dire grazie, anche quando le persone non ci sono simpatiche e ne sono tante. Va bene? Ecco, allora adesso vi alzate, facciamo la nostra professione di fede. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, lo presentiamo a te perché diventi per noi un cibo di vita eterna.
arrivati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e Colorella, è ora di finire la Constantiziana, sì. Ecco, un piccolo ricordo, te la dà il parroco.
a nome di tutti noi, Grazie. Grazie mille. che avete la vostra sede. Mamma mia. Sei in terra. Grazie di nuovo a tutti. Va bene? E adesso mi pare che loro abbiano preparato un bicchiere di vino col permesso anche del sindaco. Le mogli non sono d'accordo, ma a noi non ci interessa. Va bene, grazie di nuovo. Lorella, Tiziana, coro, grazie di cuore, va bene? Grazie a voi. Ci avete aperto una bellissima porta di aprire la comunità insieme. Grazie. Grazie Maurizio.